non gli è stato concesso, ultimo anche chilometro, perché avrebbe dovuto pagare una pesante multa. La maglia nera per antonomasia rimane Malabrocca, poi anche Pinarello, mentre continua l'attacco di Rubiera. Noi ci portiamo verso la balaustra, ripetiamo, siamo ormai agli 800 metri conclusivi di quest'ultima tappa, un lunghissimo rettilineo. Rubiera ormai ha un vantaggio di pochissimi secondi, il gruppo lo sta riprendendo, quindi uno sprint finale combattutissimo. Eccoli in fondo al rettilineo, c'è ancora Rubiera sta ormai per essere ripreso, però non desiste, continua a scattare. Ecco Piccoli, avete visto Piccoli sulla destra. Rubiera, attenzione, mantiene ancora un leggerissimo margine di vantaggio, ormai è ai 50 metri e vediamo lo sprint ed è ancora Fagnini che vince, Fagnini che riesce a precedere tutti, mentre vediamo Fagnini esulta, ma a centrogruppo esulta anche al completo la Mercatone 1, Pantani con tutti i suoi bravissimi. Marco Pantani, il pirata, finalmente veste la maglia rosa e la fanfara qui sotto ricorda con l'inno di Mameli, ha intonato l'inno di Mameli per ricordare, eccola qua l'inquadratura, la fanfara militare ricorda questa splendida vittoria di Marco Pantani. Il pirata ha battuto non solo gli avversari ma anche la sfortuna. Bravissimo. È un grande, è veramente un grande, tanti complimenti Marco. Grande Pantani e grandi anche i nostri tecnici. Veramente, siamo riusciti a far vedere un Giro d'Italia bello, abbiamo avuto la fortuna che i corridori